Altri 3 arresti nell'ambito dell'inchiesta sui torturatori dei disabili. Uno degli indagati sarebbe andato a casa di una delle vittime durante permesso premio per comprarne il silenzio. È tempo di bilanci per il presidente della regione siciliana e i suoi assessori, ma è anche tempo per guardare al futuro. Musumeci si ricandida. Ordinanza di custodia cautelare in carcere solo per Campione, tutti ai domiciliari, Sara, Barovecchio e Della Volpe liberi. La SEA Paragona vince contro Vicenza, ma non basta a conquistare il salto di categoria in A2. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Allicata, sviluppi investigativi nell'ambito dell'inchiesta sui torturatori dei disabili. Il presunto gruppo criminale avrebbe tentato di pagare il silenzio di una vittima. Il nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata hanno eseguito 4 misure cautelari, di cui 3 in carcere, a carico dei componenti dell'ormai noto gruppo di torturatori licatesi. I dettagli stamani durante una conferenza stampa. Le misure richieste dalla Procura di Agrigento, che ha coordinato l'indagine emesse dall'ufficio del GIP del Tribunale, sono state necessarie in quanto lo svolgimento dell'attività investigativa ha permesso di scoprire, grazie a un'attenta analisi dei telefoni cellulari in uso ai responsabili, nuovi episodi di violenza contro un'ulteriore vittima, ma soprattutto, come emerso in più circostanze, i protagonisti della vicenda abbiano minacciato, malmenato e tentato di pagare una delle vittime al fine di far ritrattare le sue dichiarazioni di fronte ai giudici. In una circostanza, inoltre, uno degli indagati si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo essersi fatto autorizzare dall'autorità giudiziaria per una visita medica e si è recato dalla vittima per minacciarla e costringerla a ritrattare le denunce dinanzi al giudice. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Agrigento, dove rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le interviste. L'indagine si allarga, ma soprattutto la cosa importante è come l'Arma dei Carabinieri, al di là degli arresti, non abbia lasciato sole le vittime, che, come si è riscontrato in questa sezione d'attività investigativa, c'è stato il tentativo da parte dei soggetti che sono stati oggi arrestati di corrompere, minacciare, fare violenza contro una persona offesa al fine di farle ritrattare le parole e comunque le denunce contro questi soggetti in sede di incidente probatorio, che è una fase processuale importante in cui si cristallizza un pezzo del processo. Per questo ringrazio anche peraltro il dottor Caputo della Procura di Agrigento, che ci ha seguito ed è stato molto vicino nello svolgimento delle attività investigative, che tra l'altro hanno permesso di evidenziare nuovi episodi di violenza che sono emersi dall'analisi degli smartphone dei soggetti interessati da queste attività investigative, e soprattutto è emersa anche addirittura un'altra vittima di queste sevizie, sostanzialmente, che andavano avanti senza fondamentalmente freno in qualche modo. E poi soprattutto il tentativo di raggiungere l'impunità attraverso il reato di intralcio alla giustizia, che è stato contestato a tutti gli odierni arrestati e quindi a tutti coloro che hanno avuto questa misura cautelare, che sono 3 soggetti che sono stati portati in carcere ed una quarta a cui è stato dato come misura cautelare il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Ecco, appunto, si chiedevano dei soldi in cambio per far ritrattare appunto. C'è stato addirittura, abbiamo registrato un episodio in cui è stata offerta una somma di denaro al fine di poter ottenere una ritrattazione o comunque un affievolimento delle parole da dire in sede di incidente probatorio. Ho capito, questa sorta di specie di forma anche di sadismo, di rendere pubbliche, poi di filmare le violenze. Sì. Avete sicuramente chiesto spiegazioni, vi è stata fornita una risposta? La risposta che abbiamo sentito più volte è stata sempre quella che lo facevano per scherzo. Ecco, la riflessione che ci viene imposta di fare è come per scherzo si possa fare davvero tanto male e senza a volte averne piena
piena coscienza di quello che si provoca nell'altro. Come ho detto spesso anche nelle scuole, il bullismo può degenerare senza problemi in dinamiche molto più gravi. Ecco, questo è un chiaro esempio di come uno scherzo possa diventare per chi lo subisce una vera tortura. Dopo il primo intervento, i primi arresti, abbiamo sequestrato un po' tutti i cellulari, smartphone, tablet in possesso dei torturatori. Dall'analisi accurata di questi apparecchi sono usciti fuori tanti dati che sono stati poi portati avanti con le indagini e oltre ai dati, numeri di telefono e altre cose interessanti, c'era un video di un'aggressione vera e propria a un quarantenne che era psicolabile. Praticamente l'aggressione si sintetizza così: arrivano in auto due degli attuali arrestati, degli odierni arrestati, con un altro complice, si fermano vicino a questo, uno degli arrestati scende, prima va lì nell'ilarità totale di tutti quanti, lo prende, lo accompagna verso la macchina e poi senza nessun motivo prende la testa dell'uomo e la sbatte 3 volte nel piantone dell'auto, il piantone che regge lo sportello anteriore e quello posteriore. Quindi, per come è andata così, poi l'hanno lasciato andare, sono saliti su in macchina e mentre andavano via sghignazzavano tutti quanti come se fosse la cosa più naturale di questo mondo. Se si pensa che ancora oggi, dopo gli arresti, le persone dicevano che si trattava solo di uno scherzo tra amici, quello che succedeva, si può capire che non esiste un motivo vero e proprio, era solo sadismo allo stato puro, allo scopo di potersi divertire. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato il fermo eseguito lo scorso 23 giugno e emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'imprenditore di Agrigento, Marco Campione, 60 anni, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta Waterloo che ruota intorno alla società Girgenti Acque, di cui Campione è stato presidente. A carico di altri 4 indagati nell'ambito della stessa inchiesta sono stati disposti gli arresti domiciliari. Si tratta di Pietro Arnone, 58 anni, amministratore unico di Idrotecne, società gemella di Girgenti Acque; Calogero Patti, 53 anni, dipendente di Girgenti Acque; Angelo Piero Cutaia, 51 anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque; Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale di Girgenti Acque. È stato invece scarcerato Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e di progettazione di Girgenti Acque, come anche l'ingegnere Francesco Barrovecchio, 61 anni, responsabile tecnico di Idrotecne, e il commercialista Igino Della Volpe, 63 anni, membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque. A Palermo la kermesse per celebrare i 3 anni di governo. Il presidente della regione Nello Musumeci ammette i partiti avevano chiesto di non dirlo, ma poi pronuncia la frase che tutti attendevano: sono ricandidato. Vediamo. In molti ci dicono, incontrandoci per strada: Presidente, lavorate tantissimo ma non riuscite a farlo sapere agli altri. Ecco, abbiamo bisogno di comunicare. Abbiamo sperimentato questa prima tappa a Palermo per far conoscere ai siciliani che cosa il governo regionale ha fatto in questi 3 anni e mezzo e cosa intende fare fino alla scadenza della legislatura. Centinaia di iniziative in tutti i settori dell'amministrazione con un impegno straordinario da parte di tutti gli assessori. Stiamo lavorando, abbiamo aperto un grande cantiere per cambiare la Sicilia, per rimuovere le macerie che abbiamo trovato, per ricostruire le condizioni essenziali affinché i nostri figli non debbano più lasciare questa terra. Ed è giusto che si vada in giro per l'isola perché gli altri sappiano e perché ognuno di noi possa trarne anche motivi di stimolo e di sprone. Riorganizzazione della macchina amministrativa con accorpamento di strutture e di uffici ai fini di una
migliore rendimento ed efficienza della macchina stessa. Processo di mappatura e reingegnerizzazione dei processi amministrativi al fine di evitare la duplicazione e la frammentazione degli stessi per riuscire ad arrivare in maniera diretta ai cittadini e riuscire a garantire quindi procedimenti amministrativi con anche la legge 7 del 2019 che hanno fissato responsabilità, tempi per riuscire a dare il migliore servizio ai siciliani. E poi informatizzazione e digitalizzazione della macchina amministrativa, tutto questo in raccordo con le organizzazioni sindacali per il nuovo contratto, per la riclassificazione e riqualificazione del personale. Insieme a una rinegoziazione del rapporto con Roma affinché possano entrare nella pubblica amministrazione regionale nuove energie, nuove competenze. Sarà un anno strategico, quello del 2021, per il governo Musumeci e per la regione siciliana, perché partiranno e saranno pubblicate almeno 3 miliardi di opere, dalle opere pubbliche di grande spessore, di grande rilevanza, alle piccole opere pubbliche. Vorrei ricordare che sino ad oggi sono stati stanziati e attivati ben 1500 interventi in tutti i settori, dal settore della riqualificazione urbana, dalle strade esterne alle strade provinciali, dove noi ci siamo sostituiti alle ex province, al piano caserme, oltre 50 caserme su cui il governo regionale è intervenuto per sistemarle, per manutenerle, per metterle in sicurezza, al piano chiese, oltre 200 messi in sicurezza del nostro patrimonio religioso, e poi siamo intervenuti su circa 180 fiumi per evitare esondazioni e per evitare pericoli alla nostra viabilità. Inoltre 100 milioni di euro sono stati utilizzati per circa 110 cantieri per le politiche abitative. Vorrei ricordare che in Sicilia dal 2018 ad oggi sono stati attivati i cantieri per la realizzazione di 800 nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare e sono stati effettuati interventi per manutenere circa 2000 alloggi. Alla fine, ma non come ultimo segmento della nostra amministrazione delle infrastrutture, abbiamo guardato ai collegamenti su ferro, i collegamenti su gomma, i collegamenti marittimi e i collegamenti via cielo. Dobbiamo dire che l'anno scorso abbiamo fatto apprezzare e approvare dall'Assemblea regionale siciliana un intervento di 2 miliardi e 300 milioni che ci consentirà una pianificazione per i prossimi 5 anni, ed ecco perché a luglio prossimo manderemo in gara ben 350 milioni di euro per i servizi marittimi che andranno dal 2022 sino al 2027, che miglioreranno la qualità dei collegamenti via mare verso le isole minori e dalle isole minori verso la Sicilia. Un bilancio assolutamente positivo. Parlano i fatti. Per fermarmi agli ultimi bandi, che sono circa 195 milioni di euro che abbiamo già messo in circolo, perché abbiamo già le graduatorie pubblicate. Mi riferisco alla 4.1 che riguarda gli investimenti per quanto concerne le imprese agricole, la misura quella che riguarda appunto gli agrumeti, e poi 80 milioni di euro per l'OCM Vino. Un altro aspetto importante rispetto alla proiezione dell'ultima parte della legislatura sono le 2 leggi di riforma importanti che la Sicilia spende ormai da anni, che sono la legge di riforma dei consorzi di bonifica e quella che mira a rilanciare il settore dei forestali. Sono tante le azioni che abbiamo messo in campo, in questi 3 anni abbiamo beccato anche 1 anno e mezzo di Covid e il turismo l'ha pagato di faccia, quindi abbiamo cercato di mettere in campo azioni concrete, dal Sisisil, un piano di promozione da 75 milioni che immette liquidità alle nostre imprese ma che ci consente di promuovere la Sicilia nel mondo, così come stiamo facendo, sostegno a tutte le imprese e le attività culturali, penso ai nostri teatri pubblici e privati con interventi davvero importanti. Il FURS, il Fondo Unico Regionale dello Spettacolo, passa da 4 milioni e mezzo a 9 milioni per il triennio, i fondi per quanto riguarda sempre le attività culturali per la perdita dei posti, circa 10 milioni di euro per i bandi. Abbiamo
approvato il piano triennale del turismo, un piano di promozione importantissimo che è partito i primi di giugno e continuerà tutto l'anno. Il Natale in Sicilia per destagionalizzare, i 3 eventi più importanti che nel 2021 di diretta organizzazione della Regione Siciliana e dell'assessorato al turismo che saranno protagonisti, penso al Sicilia Jazz Festival, al Bellini Fest, alla Fiera del Turismo Sportivo Internazionale, per promuovere la Sicilia e per aumentare sempre di più i flussi turistici e l'incoming. E poi concludiamo con finalmente una riforma del turismo ferma da 50 anni che da qui a breve porteremo in aula, per un settore strategico che può e deve crescere. Il governo Musumeci ha messo in campo davvero tutte le azioni per portare avanti questo settore e il settore visceralmente legato che è quello della cultura. Il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri torna ad Agrigento per fare un briefing sulle infrastrutture della provincia. Arturo Cantella. Visita del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, onorevole Giancarlo Cancelleri, oggi ad Agrigento. Alle 11:30 presso la Prefettura di Agrigento si è svolto un incontro con i sindaci del territorio per il punto della situazione sulle infrastrutture della nostra provincia. Quindi sopralluogo alle ore 15 sul viadotto Acragas Morandi per l'apertura al traffico per i mezzi leggeri, annunciati anche altri provvedimenti che riguardano i nuovi progetti in cantiere, la realizzazione di una tangenziale che collegherà la zona di Palma di Montechiaro con la strada statale verso Caltanissetta. Alle 15 della giornata odierna riapriamo al traffico leggero il viadotto Acragas 1. È una notizia importante perché finalmente restituiamo serenità, normalità ad una città importante come Agrigento, soprattutto ripristiniamo anche una viabilità locale che serve a tutti quanti. Non ci fermiamo, il lavoro deve essere continuo, con ANAS stamattina abbiamo già stabilito il prossimo rollino di marcia che ci deve portare nei prossimi 9 mesi poi a risolvere anche i problemi relativi al traffico pesante. Però finalmente siamo fuori da quello che era un isolamento che ci aveva creato una circolazione labirintica all'interno della città di Agrigento. Ne sarà ben contento il sindaco ovviamente, al quale avevo fatto questa promessa che non avremmo lasciato Agrigento da sola e mi pare che lo Stato è stato qui al fianco. La stessa promessa l'avevo fatta al cartello sociale per tutta una serie di infrastrutture, credo che questa sia nella nostra lista di cose da fare, la possiamo passare su quello fatto, anche se parzialmente dobbiamo continuare a monitorarlo affinché arriviamo. Agrigento-Palermo, Agrigento... No, sull'Agrigento-Palermo belle notizie anche. Noi a luglio togliamo, ci sono rimasti 4 semafori, a luglio togliamo 2 semafori, ne rimarranno soltanto 2 che verranno tolti a settembre. Da settembre quindi saremo a 0 semafori, in realtà abbiamo bisogno di rimetterne 1 soltanto, ma rimarrà solo 1 fino alla fine del completamento dell'asse viario principale che vi ho sempre detto che sarà entro la fine del 2021 e continuo ancora a dire che sarà entro il 2021. Noi completeremo quell'asse viario principale. Quel semaforo ci serve ancora e verrà palleggiato da una parte all'altra perché ci sono ancora dei piccoli punti nei quali si deve intervenire. Purtroppo sono adeguamenti relativi alla sicurezza e io, guardate, sono convinto insieme a voi di farmi il giro casa per casa da tutti quanti per spiegarvi che è meglio il semaforo che non garantita la sicurezza. Questa è una cosa fondamentale. Quindi un piccolo disagio che però rispetto ai grandi che ci sono stati. Ora chiaramente oltre ai semafori, che è una questione di semafori soltanto la Palermo-Agrigento, assolutamente no. I semafori chiaramente già dal mese di luglio fino a continuare a settembre ci sarà un corposissimo calendario di aperture, soprattutto nel tratto quello più vicino all'Ercara Friddi, che quindi è il tratto a doppia carreggiata a 4 corsie. Lì ormai abbiamo una avanzatissima fase di realizzazione e siamo quindi pronti veramente fra luglio e settembre ad aprire chilometri e chilometri di strade fino al collegamento, al completamento. Notizia importante, perché io oggi sono qui, queste sono belle notizie,
ma la notizia più bella di oggi è quella, l'ho lasciata per ultima, e io oggi sono venuto per questa, e ho chiesto al prefetto di riunire i sindaci perché l'impegno che avevamo preso sulla Castelvetrano Gela non lo abbiamo dimenticato, è un impegno importante e quindi lo intendiamo portare a termine. Il Ministero delle Infrastrutture, dopo quella riunione di presentazione della studio di fattibilità, ha ricevuto, io mi sono fatto, diciamo, come dire, portatore di un continuo pressing, ecco, nei confronti di ANAS, affinché ANAS facesse richiesta per poter cominciare a realizzare il progetto di fattibilità, quindi farsi finanziare materialmente dal Ministero, dal fondo di progettazione, appunto il progetto della strada. Abbiamo stanziato adesso, con questa lettera che il Ministero ha dato il via libera ad ANAS, 7.400.000 euro per completare lo studio di fattibilità dei 2 lotti che compongono la tangenziale di Agrigento, e questa è un'altra parte fondamentale, perché si sta parlando di una tangenziale di categoria B, quindi a doppia carreggiata con 4 sensi di marcia. Però la novità importante è che, siccome ci siamo buttati con un piede sulla tangenziale di Gela, al centro con la tangenziale di Agrigento, facciamo partire con 4,5 milioni il progetto di fattibilità della Castelvetrano Sciacca. Quindi è una novità assoluta che finalmente arriva su questo territorio e che comincia a dire anche ai cittadini di questa zona che lo Stato c'è e che non li ha abbandonati. Io sono convinto che questa è una bellissima notizia. Tempi di realizzazione di questi progetti di fattitta per il completamento della tangenziale di Agrigento circa 4 mesi, mi dice ANAS. Da dove parte questa tangenziale di Agrigento? Supera tutta Agrigento, diciamo che alle porte di Palma di Montechiaro fino ad arrivare alla parte opposta, superando, è una tangenziale molto larga. La Castelvetrano Sciacca ovviamente dalla A29 di Castelvetrano, lo svincolo di Castelvetrano, fino ad arrivare superando praticamente Sciacca. Abitavano insieme alla madre in una casa popolare tra escrementi e immondizie. In questa situazione di degrado che sono morte 2 sorelle di Marianopoli a Caltanissette, entrambe cinquantenni, decedute questa mattina a poche ore l'una dall'altra. A fare la scoperta i carabinieri, che erano stati avvisati da alcune persone che hanno lanciato l'allarme. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione dove le 2 sorelle risiedevano, hanno trovato una delle 2 già priva di vita, l'altra invece era in condizioni gravissime ed è stata trasportata in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, ma è morta lungo il tragitto. Secondo alcune testimonianze, le 2 signore non frequentavano altre persone in paese, ma vivevano sempre da sole. Al momento gli investigatori ipotizzano che siano morte per il grave stato di malnutrizione e povertà in cui vivevano, accentuato dal forte caldo di questi giorni. Anche l'anziana madre presenta gravi segni di malnutrizione. È stata disposta l'autopsia della magistratura, che ha aperto un'inchiesta. La variante Delta preoccupa anche in Sicilia perché ci sono ancora tanti giovani non vaccinati. Questo significa che il virus potrà diffondersi più velocemente, lo dice Antonio Cascio, direttore del reparto di malattie infettive al Policlinico di Palermo. Vediamo. La variante Delta ci preoccupa, sì, in realtà ci preoccupa in considerazione del fatto che ancora tanti giovani non si sono vaccinati, una parte di anziani non si è ancora vaccinata, quindi è chiaro che questa variante potrà diffondersi facilmente fra le persone non vaccinate. E fra le tante persone non vaccinate probabilmente ci sarà qualcuno che si ammalerà e qualcuno che purtroppo finirà pure in ospedale o disgraziatamente potrà anche morire. Quindi allora il messaggio è chiaro, bisogna andarsi a vaccinare di corsa. Cosa succederà a settembre? Io già un po' mi ero espresso alcuni giorni fa su questo tema. Purtroppo a settembre ci saranno sicuramente dei focolai nelle scuole che colpiranno le persone, i ragazzi non vaccinati. Anche qui quindi l'indicazione è quella di andarsi a vaccinare. Questi focolai nelle scuole tutto sommato non provocheranno un numero elevato di malati, provocheranno un numero elevato di persone positive al tampone
I ragazzi che si ammaleranno fortunatamente saranno veramente pochi e veramente pochissimi quelli che finiranno in ospedale, però sicuramente si creerà scompiglio, ci sarà assenteismo scolastico e allora cosa possiamo fare? Andarsi tutti a vaccinare il più presto possibile e poi un po' quello che io avevo detto in passato, cercare nelle scuole di predisporre sistemi di areazione adeguati in maniera tale da evitare il più possibile la diffusione del virus. Contagi in calo nell'Agrigentino, chiude il reparto Covid dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove in 8 mesi sono stati curati e guariti oltre 600 pazienti. Resta aperto, visto che il trend dei contagi si è notevolmente abbassato, solo quello dei fratelli Parlapiano di Ribera. È stato un altro weekend caratterizzato da risse tra giovani, quello appena trascorso a San Leone, diverse chiamate al numero unico di emergenza. La prima si è verificata nell'area dell'ex eliporto, che sembra essere diventata ormai la zona per eccellenza delle zuffe. Protagonisti 2 gruppi di giovani che si sono affrontati con calcio e pugni fino all'arrivo degli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento. Una volta giunti sul posto i contendenti si sono dileguati e un altro episodio si è registrato sul lungomare Falcone e Borsellino, sempre con alcuni giovani protagonisti. Anche questa volta, dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, sono spariti tutti. Ha sfondato la porta d'ingresso e poi aggredito una coppia di coniugi. È successo a Favara, dove i carabinieri hanno arrestato un 24enne disoccupato accusato di aver picchiato un 33enne e la moglie di 27 anni dopo essersi introdotto nella loro abitazione. Alla base del gesto forse il litigio avvenuto poco prima per un parcheggio conteso. L'aggressore, dopo aver sfondato la porta d'ingresso con calcio e pugni, si è scagliato contro le vittime, picchiandole anche con l'utilizzo di un grosso cacciavite. Fortunatamente la coppia, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, non ha riportato lesioni gravi ed è stata trasportata all'ospedale di Agrigento, dove i medici hanno diagnosticato escoriazioni, ematomi e trauma cranico per 5 giorni di prognosi. L'arrestato, su disposizione della procura, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del processo. È accusato di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e minaccia aggravata. I militari indagano sulle cause e le motivazioni dell'aggressione. Presentato il prototipo di un monumento dedicato alle vittime della strada, che sarà donato al comune di Agrigento dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Vediamo. Lei ha contribuito personalmente alla realizzazione di quest'opera, ha detto che uno dei suoi regali per il compleanno è stato devoluto proprio per realizzare il monumento. Sì, quando è iniziata l'avventura per la realizzazione di questa statua, bellissima statua, realizzata dal maestro Giuseppe Cacocciola, naturalmente c'era la necessità di reperire dei fondi, perché questo è un prototipo che lui ha realizzato, deve essere trasformato in bronzo, un bronzo che poi verrà collocato al centro della nostra Agrigento, poi si stabilirà quale sarà il sito, però naturalmente deve essere un'opera di valore quindi che ha bisogno naturalmente di una certa disponibilità economica. Noi come Giunta Comunale siamo stati i primi ad abbracciare questa iniziativa e abbiamo dato un contributo cospicuo. Spero sicuramente nella sensibilità di tutti i miei concittadini, degli agrigentini, in modo tale che al più presto poter realizzare quest'opera. Opera sentita perché questa associazione ha vissuto a loro spese in maniera triste quello che succede durante, nelle strade in genere, quando ci si trova alla guida di un veicolo. Spero che questo serva anche da monito, anche come prevenzione, affinché tutti stiano più attenti. Un infermiere di 53 anni di Menfi è stato investito nella tarda mattinata di ieri da una Fiat Panda in dotazione all'Istituto di Vigilanza Valden. Il fatto è avvenuto in via dei Pioppi a Menfi intorno alle 7 del mattino. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Sciacca da un'autoambulanza del 118, dove veniva ricoverato in prognosi riservata a causa di un politrauma al corpo. L'autovettura, condotta da un dipendente 31enne, anch'egli residente del posto, è stata sequestrata. Per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Menfi, che hanno informato la Procura della Repubblica di Sciacca, che valuterà la posizione del conducente dell'auto. Via Gela a San Leone non è sicura, ci spiega perché Eugenio Cairone.
Dopo le diverse segnalazioni giunte in redazione, nei giorni scorsi ci siamo occupati del cantiere di Via Gela a San Leone, o meglio delle transenne che delimitano quello che dovrebbe essere un cantiere, ma che invece è un luogo abbandonato, con gravi rischi per la circolazione. Praticamente nessuno fino ad oggi ha avvertito il dovere di porre fine al pericolo, magari collocando un semaforo, che nel nostro caso sarebbe la soluzione giusta, al posto dei semplici cartelli di lavori in corso che tra l'altro di notte sono lasciate al buio. Insomma, niente che possa evitare qualche incidente. E mentre si reclama una opportuna attenzione per risolvere il problema, nella stessa Via Gela poco distante è spuntata un'altra recinzione, anche qui senza operai. E così la trafficatissima Via Gela si conferma una strada abbandonata a se stessa, senza un minimo intervento da parte di chi dovrebbe farlo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Agrigento fanalino di coda in Italia per benessere degli over 65, lo dice la nuova classifica del Sole 24 Ore che ha individuato 12 indicatori statistici. Si tratta di una classifica generazionale, per la più nota classifica generale bisognerà attendere fine anno, misurata con i numeri per la vivibilità del territorio per bambini, giovani e anziani. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0 a 1000. La classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti. Agrigento, in quella destinata agli over 65, ha ottenuto il punteggio più basso, classificandosi al 107° posto. Niente processioni, ma la statua di San Calogero tornerà a uscire dal santuario di Agrigento le prime 2 domeniche di luglio e verrà trasportata in Piazza Stazione. Qui rimarrà in esposizione dalle prime luci del mattino intorno alle 7 e fino alla fine dell'ultima messa in programma alle 20:30. Si potrà assistere a 3 messe all'aperto con 500 sedie che verranno posizionate come in una grande chiesa all'aperto. La statua intorno alle 21:30 farà quindi ritorno in santuario con le stesse modalità dell'uscita. Niente processione, gli accessi saranno presidiati dai volontari. 154° anniversario della nascita di Luigi Pirandello. Il 28 giugno 1867 nasceva il premio Nobel agrigentino. Vediamo. Lo farei molto volentieri, ma ho troppo rispetto per la lingua francese et non vorrei storpiarla con la mia pronunciation. Pirandello me dit qu'il a trop de respect pour la langue française pour l'estropier avec sa prononciation italienne. Mais il exagère et il est très capable de faire en français au moins une brève déclaration. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude au public français qui a été l'un des premiers a me fêter e a me comprendere. La presenza del sovrano e di una folla di personalità diplomatiche, scientifiche ed artistiche sono stati solennemente consegnati i premi Nobel per il 1934. Come è noto, i premi per la chimica, la fisiologia e la medicina sono stati assegnati a 3 illustri scienziati americani, mentre il premio per la letteratura è stato attribuito al drammaturgo accademico d'Italia Luigi Pirandello.
Agrigento commemora oggi il 20° anniversario della morte del suo grande figlio, Luigi Pirandello. Lo scultore Rosone è riuscito a interpretare con felice intuito la mobile e pregnante maschera di quell'infaticabile chirurgo dell'animo umano. L'onorevole Castiglia ne ricorda la complessa figura di uomo e di poeta. Per un giorno almeno tutte le vetrine cittadine sono dedicate alle sue opere e alle fotografie che lo ritraggono con gli amici e con la sua dilettissima figlia. Intanto si provvede a restaurare la sua casa natia. Gli attori della compagnia Tumiati Berti non avrebbero potuto scegliere luogo migliore per provare uno dei suoi drammi. La casa del drammaturgo sorge in una zona che per singolare coincidenza di tipico sapore pirandelliano si chiama il Caos. Qui, come egli desiderava, riposeranno per sempre le sue ceneri. Ma il suo spirito continua a riproporci l'eterno bisticcio tra apparenza e realtà, ripetendo che così è, se vi pare. Conclusione dell'anno sociale The Lions, il servizio di Margherita Trupiano. Si conclude un biennio, ma si conclude un anno molto difficile, in cui comunque avete saputo reinventarvi per seguire quel motto We Serve. Sì, è stato un anno, io dico, speciale, abbiamo dovuto reinventare tutto il nostro modo di fare service, però come avete visto siamo riusciti veramente ad arrivare laddove c'è un bisogno, ma poi quello che mi piace ricordare è che non finisce qui, perché il nostro servizio continua, perché abbiamo messo in moto dei progetti che riguardano anche il futuro. Vedete per esempio il trasporto delle persone fragili, fuori ci sono tutte le macchine che faranno questo trasporto con i volontari del CISOM, con altri volontari, con i nostri soci. Avete visto anche questa cucina mobile che abbiamo realizzato con ANPAS, no? E abbiamo realizzato grazie alla Fondazione Internazionale. Quella significherà ancora attività che noi andremo a fare. Avete visto che abbiamo finanziato un progetto per la ripresa di un bosco, per la rigenerazione di un bosco, e quindi significa che da questo momento si va avanti. Avete visto che anche il regalo che i miei soci mi hanno fatto lo abbiamo destinato alla fibrosi cistica, e questo significa che mettiamo in campo ancora cura delle persone, amore per chi ha la sofferenza nel corpo. Avete visto che c'è tanto, veramente tanto. Abbiamo fatto un altro progetto per l'ambiente Nebrodi, per la prevenzione degli incendi, quindi si va avanti, cioè non si chiude. Oggi si chiude un anno di servizio, di programmazione, e si va avanti. Il nostro futuro governatore Franco Civilli è una persona speciale, sicuramente con l'aiuto di tutti riuscirà a fare tantissimo. Io gli auguro di ogni bene del mondo e gli auguro di fare veramente tutto quello che sarà possibile fare, perché capiamo che ognuno vuole dare il massimo, e io gli auguro, perché so che darà il massimo, di poter avere il massimo del risultato. Tempo di bilanci anche per lei, ma di tanti progetti futuri. Guardi, io i bilanci mi fanno sempre un po' paura, no? Perché significa che è il momento di tirare i conti. Devo dire che nell'aionismo questa preoccupazione io non ce l'ho, perché per me è il servizio puro. Quindi chiudo qui, adesso avrò questo onere ma anche onore di rappresentare i Lions in Italia, perché i governatori mi hanno eletto loro Presidente del Consiglio. Spero di farlo bene, spero di essere anche lì uno strumento di servizio, perché questo è quello che conta, no? Oggi Lions prema un impegno straordinario, quello sul fronte dei diritti umani. Come ha vissuto questo suo impegno e cosa rappresenta oggi questo premio? Io credo che il rispetto dei diritti umani deve essere, come dire, un impegno comune. I Lions lo stanno dimostrando. È da tempo che mi occupo di questo tema.
dei diritti umani che sono qualcosa di straordinario e che sono dei diritti incontrovertibili, sono diritti universali che vanno rispettati. Motivo per cui io dopo 29 anni di Lampedusa, accogliendo queste persone, nel rispettare e far rispettare i diritti umani, sono scelto di andare in Europa. Adesso sono un europarlamentare e mi sto battendo per questo. Sono vicepresidente della Commissione Libe, Libertà Civili e Affari Interni e quindi anche immigrazione che si occupa dei diritti umani, diritti che sono inalienabili. Ecco, la migrazione è un diritto umano, quindi tutti hanno il diritto di migrare, il diritto di scegliere dove vivere la propria vita, ancorché quando queste persone sono costrette a lasciare la propria terra, i propri familiari, i propri affetti, e quindi abbiamo anche noi la responsabilità e il dovere di rispettare questi diritti umani. E non si tratta di buonismo, si tratta proprio del rispetto dei diritti umani. D'altronde i valori su cui si fonda la nostra Europa, si fonda proprio su questi valori, quindi il rispetto dei diritti umani, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto, solidarietà, condivisione delle responsabilità. Questi sono i valori che dobbiamo perseguire e sicuramente se facciamo questo facciamo onore all'umanità intera. Quindi ecco, il rispetto dei diritti umani è qualcosa di straordinario e che noi tutti dobbiamo rispettare. Oggi il Lions le riconosce un impegno che lei ha speso in una vita sotto diversi campi. Ecco, cosa rappresenta per lei? Ma guardi, si tratta di un premio prestigioso che ho ricevuto davvero con grande emozione, che rappresenta il riconoscimento di un impegno che io porto avanti in tanti settori, che possiamo riassumere in una espressione, un impegno per la tutela dei diritti. Ed è, io dico, un riconoscimento che io sento come mio, ma anche un riconoscimento che dedico a mio padre, a quelle persone che mi hanno trasmesso principi e valori, che mi hanno trasmesso il loro esempio di impegno per la collettività, di impegno per la tutela dei diritti, quindi per la legalità, per la giustizia, che è giustizia sociale prima ancora che giustizia giudiziaria, un impegno per i giovani. Io dico sempre che la Sicilia è una terra bellissima, che esprime davvero intelligenza, che esprime competenza, che esprime grandi capacità, che esprime grande bellezza, ma anche grande sofferenza. E allora ecco, l'impegno è per far sì che da questa sofferenza si possa uscire e che possa emergere, soprattutto per i giovani, la bellezza di questa terra e le opportunità che può dare. Paolo Cilona presenta il suo ultimo libro, Frammenti e parole tra mito e storia. Arturo Cantella. Per perdere Agrigento, frammenti e parole tra mito e storia. Questa è la nuova pubblicazione del professore Paolo Cilona, cui si è ispirato a tante personalità storiche del mondo agrigentino e non solo. Credo che sia uno dei libri più preziosi per chi ama la storia della nostra città, perché comincio io a raccontare le prime vicende umane di personaggi di altissimo valore come il poeta greco Pindaro, il quale definì la nostra città la più bella dei mortali. Non lo disse per Atene, neanche per Siracusa, lo disse solo per la nostra bellissima città di Agraz. Ora, nel corso del tempo si sono interessati della nostra città e del sito della nostra città moltissimi storici, partendo da Polibio, da Ovidio, partendo da Dante, partendo anche da Cicerone ed altri personaggi che nel corso del tempo si sono avvicendati nel giro verso la Sicilia e soprattutto verso la città dei templi. Quindi è una raccolta di frammenti, di parole che persone importanti hanno lasciato e detto per la nostra città. Quindi a loro va tutto il mio ringraziamento e la gratitudine, perché hanno lasciato traccia indelebile del loro innamoramento e noi di questo innamoramento ne dobbiamo fare preziosa memoria. Quindi un lavoro di attenta ricerca storica nei secoli addirittura? Sì, perché da 2600 anni io ho raccolto tutti i frammenti che hanno parlato della nostra bella città. Il più antico qual è? Pindaro, 470 a.C.
Che valore assume anche da un punto di vista storico e didattico questo volume per i tanti che lo vogliono, diciamo, consultare? Moltissimo, perché attraverso le loro dichiarazioni sono gli stessi periodi in cui il viaggiatore ha frequentato la nostra città ed ha avuto anche delle riserve o avuto anche delle possibilità di raccontare ai posteri quello che hanno visto nella nostra città. Tanto per fare un esempio, Guy de Maupassant, dopo aver esaltato la bellezza della valle, poi parlò in modo scientifico, come se fosse un ingegnere, della questione di Macalube di Aragona e poi soprattutto del travaglio dei ragazzini che lavoravano nelle miniere di zolfo. Quindi la loro attenzione anche era nei riguardi dei problemi sociali e anche economici del nostro territorio. Ci sono anche delle dichiarazioni recenti di personalità che sono venute ad Agrigento anche, diciamo, da poco. Penso, per ultimo, ho dedicato le dichiarazioni rese dalla nostra eminenza Cardenale Montenegro, che ha detto delle bellissime parole attorno al quartiere del Rabato, ed anche della nostra prefetta, che ha dichiarato di aver visitato già Agrigento e la Valle quando era studentessa universitaria e che è ritornata da prefetta ed è rimasta sempre affascinata del luogo. Sindaco, un libro oggi sicuramente importante anche da un punto di vista storico e didattico per i tanti che vogliono sapere di più sulla nostra città. Sì, è un libro di Paolo Cilone ed è una testimonianza della storia della nostra Agrigento. Non a caso siamo ai 2600 anni della storia della nostra Kragas e Paolo Cilone, proprio con frammenti e parole tra mito e storia, è riuscito a cogliere e a mettere assieme tante frasi, tanti pensieri che onorano la nostra Agrigento. Insieme alla presentazione del libro del professor Paolo Cilone, anche l'inaugurazione di una mostra fotografica. Oltre a presentare il libro del professore Paolo Cilone, inauguriamo la mostra Templi di Acragante. L'idea nasce da una poesia contenuta nel libro, appunto la poesia di Pirandello, da cui prende il nome. Non solo raccontare con le parole dei più grandi, ma anche attraverso le immagini visive, che si richiama alla storia, che si richiama anche al cuore, perché stare nella Valle dei Templi è sempre un'emozione unica, sempre una magia. Qui nelle mie foto vedete tanta luce blu, che è quella anche che prediligo, e questo sentire, queste emozioni cerco di raccogliere per trasmettere agli altri. Spero di riuscirci anche stasera. Presente anche l'onorevole Michele Cimino qui ad Agrigento a questo evento. Felice di essere qui con il sindaco di Agrigento e con l'amico Paolo Cilone per iniziative sempre belle che riscoprono e fanno rivivere la storia della nostra città. Devo sottolineare, e lo avevo detto davanti alla tomba del capitano inglese, che finalmente dopo 40 anni è venuto il primo cittadino della nostra città a rendere omaggio alla figura nobile del capitano inglese. Questo è un modo da sottolineare perché costituisce un rapporto vero tra il capo dell'amministrazione e coloro i quali hanno dato tanto alla città di Agrigento. È svanito il traguardo della promozione in Serie A2 di pallavolo femminile della SEAP Dallicardillo Aragona, che ha vinto ad Agrigento al Palanicosia al tie break la terza finale di ritorno dei playoff contro il Volley Vicenza, ma non è bastato per conquistare il salto di categoria. In Serie A2 è stata promossa infatti la Volley Vicenza grazie alla somma dei punti, 3 conquistati nella partita di andata ed 1 al ritorno contro i 2 ottenuti dall'Aragona. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.